Seconda corsa, premio Alba d'Oro, Gentleman in sulchi a discreti 4 anni, 1 Zupatvik, Pier Giovanni Michelotto, 2 Zefir delle Badie, Paolo Bellucci, 3 Zach Wild, Michela Rossi, 4 Zara Prad, Maurizio Scala, 5 Zaffiro Trio, Michele Canali, 6 Zumba Peace, Johnny Pistolato. Tutti a rete. Parte piano Zubatvik, molto veloce Zara Prad con Maurizio Scala che prende il comando davanti a Zumba Peace. Due veneti al comando in giubba rossa con Zubat Peace che va all'attacco. Vediamo la scelta di Maurizio Scala, lascia sfilare l'avversario che è un po' sorpresa, è in testa. Johnny Pistolato con Zumba Peace, la figlia di Gambling Bee, dopo 14,7 per il primo paletto, è al comando. Vediamo all'esterno Zaffiro Trio con Michele Canali che va all'attacco ma rimane davanti, 29,6, ovviamente è stato mandata. Zumba Peace, quindi Zaffiro Trio rimane all'esterno scoperto, Zefiro delle Badie in terza posizione alla corda. E ora Paolo Bellucci sembra intenzionato ad andare di fuori a prendere la schiena di Zaffiro, intanto 44,6, 600 metri. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Zumba Peace davanti a Zara Prad, Zaffiro Trio all'esterno, Zefiro delle Badie che è tornato alla corda davanti a Zubatvik, poi in coda Zach Wild. Il giro in un minuto, tondo tondo, 15,4 qui davanti alle tribune, con in vantaggio sempre Johnny Pizzolato e la sua Zumba Peace. Zaffiro Trio esterno scoperto con in schiena Zefiro delle Badie che è nuovamente tornata di fuori. Il chilometro va via in 1,16,1, sempre Zara Prad seconda alla corda davanti a Zubatvik e Zach Wild. Siamo a 450 metri dalla conclusione. Ora Zefiro delle Badie si lancia in terza ruota ma Zumba Peace è ancora salda al comando, 15,1 la retta di là. Zumba Peace allunga, arriva Zefiro delle Badie leggermente in difficoltà. Zaffiro Trio prova a guadagnare di dentro Zara Prad, poco più di 200 metri alla conclusione con Zumba Peace che deve arginare l'attacco portatogli da Paolo Bellucci con Zefiro delle Badie. Ultima curva in 15 secco, retta d'arrivo, Zumba Peace al comando, attaccata da Zefiro delle Badie. Ultimi 50 metri, ancora in vantaggio la femmina, attacca Zefiro delle Badie ed è Zumba Peace che si difende da Zefiro delle Badie, mentre arriva a terzo Zach Wild con Michela Rossi. 1,15,1 la media chilometro per Zumba Peace. Johnny Pistolato, i colori di Luigino Pistolato, il training di Giorgio Gallo per la figlia di Gambling Bee che coglie la sua quarta vittoria in carriera. Ancora ottima quota all'Arcoveggio alla seconda corsa, 14,12. Rivediamo la femmina che si difende dopo un bellissimo percorso di testa da una comunque valido Zefiro delle Badie che può essere però solamente secondo. È tutto per la seconda di Bologna.